In Friuli Venezia Giulia si spende meno della media nazionale per gli acquisti cosiddetti obbligati, vale a dire cibo, carburante e bollette, ma secondo i dati della CGIA di Mestre nel 2023 i consumi per queste tipologie hanno raggiunto i 1.312 euro, pari al 55,4% della spesa totale, che invece in valore assoluto si è attestata a 2.369 euro. Si tratta di una spesa che supera abbondantemente la metà degli acquisti totali. Anche in Friuli Venezia Giulia gli artigiani e piccoli commercianti vivono prevalentemente dei consumi delle famiglie. Se a causa dell'aumento dei prezzi la spesa diminuisce e di ciò che resta una buona parte viene utilizzata per pagare cibo, bollette e benzina, è evidente che anche gli incassi di tantissime piccole e micro attività ne risentono. Dopo il periodo del Covid e la crisi energetica che hanno caratterizzato il triennio 2020-2022, rileva la CGIA di Mestre, le spese obbligate sono diventate stabilmente più alte, a causa anche dell'inflazione e della perdita di potere di acquisto degli stipendi, sempre più erosi. La crisi che sta colpendo tante botteghe artigiane e altrettanti negozi di vicinato è sicuramente ascrivibile all'eccessivo peso delle tasse, all'alto costo degli affitti, alla concorrenza praticata dalla grande distribuzione del commercio elettronico, ma soprattutto dal calo dei consumi che purtroppo nell'ultimo decennio ha interessato non solo le famiglie meno abbienti, ma anche quelle che costituiscono il cosiddetto ceto medio.